Inter Venezia Ternana, Sebastiano Franco. Venezia in piena corsa playoff, è settimo a 40 punti in striscia positiva da 5 gare, 3 vittorie e 2 pareggi, l'ultimo a Parma. Ternana con le ultime speranze di salvezza, in fondo alla classifica, 22 punti, e anche la sfida fra la seconda miglior difesa del campionato, quella del Venezia, 26 gol subiti, contro la peggiore, quella della Ternana, 52 le reti subite. Le formazioni: Venezia con il 3-5-2, Audero in porta, Andelkovic, Bruscagini e Domizzi sono i difensori, Frey, Firenze, Stulaz, Pinato del Grosso a centrocampo, Litteri e Zigoni in attacco. Ternana che risponde con il 4-5-1, la novità subito in porta, Andrea Sala preferito a Plizzari, e poi Vitiello, Rigione, Valiente, Favalli in difesa, Defendi, Angiulli, Paolucci, Signori e Carretta a centrocampo, e un'altra novità in attacco, Federico Piovaccari. L'arbitro è Aureliano di Bologna, la temperatura è intorno agli 0 gradi, ci saranno non più di 1000 spettatori. Studio. È pronto Gatto sul settore di destra del cross, cerca di intervenire. Scusa Dotto, interviene Venezia per il vantaggio della formazione di Filippo Inzaghi con Domizzi, il capitano, con un colpo di testa al 34esimo. Venezia 1, Ternana 0. A te. Entella 0, Cittadella 0, Venezia. 36esimo, e allora il vantaggio del Venezia sulla Ternana per 1-0 grazie al gol di Maurizio Domizzi di testa su calcio d'angolo. È saltato di testa Domizzi e ha battuto Andrea Sala. Vantaggio meritato della formazione di Filippo Inzaghi, perché ha creato vari pericoli, varie conclusioni poco prima del calcio d'angolo che ha portato al gol. Una conclusione di Pinato di sinistro, un tiro cross su cui Zigoni non ci è arrivato d'un soffio, sarebbe stato quello il vantaggio. Ancora il Venezia in avanti con la profondità di Litteri, affrontato da Rigione che lo anticipa e protegge il pallone che si spegne sul fondo. Si ripartirà allora con la rimessa dal fondo con i piedi del portiere della Ternana, Andrea Sala. Venezia 1, Ternana 0, siamo al 36esimo. Sesto della ripresa, Venezia in vantaggio sulla Ternana per 1-0. Ternana che si è resa però più intraprendente in questo secondo tempo, ci ha provato in un paio di occasioni un calcio d'angolo pericoloso. Ora però il Venezia che attacca sulla corsia di sinistra. Abbiamo Firenze affrontato da Paolucci, allora rimessa in gioco in favore del Venezia, sarà Del Grosso a batterla. Siamo all'altezza dell'area di rigore, gli si fa incontro Pinato, lo scambio ancora Del Grosso, l'ingresso in area, il pallone in mezzo, intercettato però da Tremolada, ancora il pallone fermato però da Paolucci. Il pallone era di Pinato che ha cercato l'incursione in area, insiste però il Venezia con Stulac in area per Litteri, passaggio in mezzo per Rigoni e c'è il calcio di rigore. Zigoni fermato nettamente ed espulso, è stato espulso un giocatore della Ternana. Si tratta esattamente di Valiente che a 2 passi dalla porta ha trattenuto Zigoni, sarebbe stato il raddoppio, e così invece c'è il calcio di rigore in favore del Venezia. Chiederemo la linea quando ci sarà la battuta, intanto linea allo studio. Scusami Repice, tutto è pronto per la battuta, c'è Zigoni sul dischetto del rigore, Aureliano fischia, la rincorsa di Zigoni, il tiro e la parata di Sala in 2 tempi, bellissima la parata del portiere della Ternana. E allora quando siamo giunti all'8° della ripresa, Venezia che rimane in vantaggio sulla Ternana per 1-0, ma sbaglia il rigore. A te. D'accordo Sebastiano Franco. 34esimo minuto, a voi Venezia. 34esimo anche al Penzo, Venezia in vantaggio sulla Ternana per 1-0, Ternana in 10 per l'espulsione di Valiant. Venezia che amministra il vantaggio ma non riesce a chiudere questa partita, è sempre in attacco la formazione di Filippo Inzaghi ma non riesce a trovare la conclusione che chiude definitivamente questa gara. Ora il cross dalla sinistra di Del Grosso che attraversa tutta l'area, Suciu lo controlla sulla bandierina opposta, la dà indietro a Frey, l'ingresso in area del giocatore del Venezia per Stulac, il tiro e la rete, il gol di Leo Stulac per il Venezia, il raddoppio del Venezia al 35esimo, Venezia 2, Ternana 0, linea allo studio. 39esimo al Penzo, Venezia in vantaggio sulla Ternana per 2-0, il raddoppio 3 minuti fa di Leo Stulac, la ripartenza del Venezia, l'assist di Frey, entrato in area a rimorchio Stulac che con il destro ha centrato l'angolino alla destra di Andrea Sala, l'angolino opposto. Bellissima la rete del centrocampista sloveno del Venezia. Ternana che ha avuto la possibilità di riaprirla la partita perché ha mancato un'occasione in
incredibile. Montalto a 2 passi dalla porta non è riuscito a inquadrare lo specchio, fallendo un gol praticamente fatto. E allora Ternana che ci prova in questo momento, Ternana che è in 10 per l'espulsione di Valiant ad inizio ripresa, Ternana che ci riprova nella metacampo avversaria ma davvero in gran difficoltà. Venezia 2, Ternana 0 al 40esimo, linea allo studio. 43esimo, Venezia 2, Ternana 0. Suciu poco fa in contropiede ha fallito l'occasione per il terzo gol, bravo Sala a parare, e poi l'ingresso in campo di Marsura per Litteri. Ancora il Venezia con il pallone tra i piedi nella propria metà campo, lo manovra Geijo per Pinato in avanti a cercare proprio il neoentrato Marsura, fermato da Gasparetto, all'indietro per Sala, il colpo di testa per Favalli da parte del portiere della Ternana. 44esimo di gioco, Venezia 2, Ternana 0. Calcio d'angolo per l'Avellino. Scusami Sarameini, finale da Venezia batte Ternana 2-0. A te.